Quit. Cosa aspetti? Va ora in onda Musica Indipendente. Radio RPL, subito la linea Francesco Caprini per quest'ultimo appuntamento con lui in timone al comando. Benvenuto Francesco. Benvenuto, poi si va in vacanza logicamente, ritornerà il buon Sammy Varin che per tutto agosto vi accompagnerà con il suo programma di musica indipendente, con le sue scelte musicali. E intanto saluto anche Sammy che ci siamo sentiti lo scorso weekend. E allora oggi noi parliamo invece di musica indipendente e farò una panoramica su quello che è il tema della giornata, cioè dal passato rock italiano, in epoca in cui sta andando alla grande la trap, il rap, l'hip hop e quant'altro. Attraverso questo passato noi possiamo immaginare un nuovo futuro per la musica rock o comunque per la musica non così confezionata a puntino per un pubblico acritico, impersonale e quant'altro? Io penso di sì e perché la tradizione è molto forte, è molto importante. Ci sono i CSI ad esempio che ascolteremo a breve e, e il futuro lo vedo molto positivo. Certo, mi rendo conto che presentare oggi 10, 9 canzoni non è certamente il panorama ottimale, va secondo il mio gusto, secondo il mio temperamento. Io sono fondamentalmente un rockettaro, un amante della canzone d'autore e quindi oggi gli artisti che sentiremo sono dai CSI a Fabrizio De André piuttosto che Bennato, Enrico Ruggeri, insomma è una scelta che è diversificata per quanto riguarda il contenuto, però la generazione è questa qua, cioè la generazione che dagli anni 70-80 fino a poco tempo fa era presente massicciamente nelle classifiche. Allora, iniziamo con il CSI che è forse tra questa canzone, unità di produzione, è forse tra le più importanti canzoni del mondo del rock underground. È la prima traccia dell'album storico dei CSI che si chiamava Tavola rasa elettrificata. Questo celebratissimo album era stato prodotto dal Consorzio Suonatori Indipendenti. Siamo alla fine all'inizio degli anni 90, nel 93-94 circa, e questa album e questa realizzazione ha permesso di far conoscere forse il più importante artista e poeta italiano rock che è Giovanni Lindo Ferretti, quantomeno diciamo il più iconico. Allora ci ascoltiamo dei CSI, unità di produzione.
La linea torna a Francesco Caprini. Allora, noi adesso, vi ho parlato prima della questione appunto della situazione del nostro rock, il rock italico, un misto di cantautorato raffinatissimo e con l'aggiunta di chitarre pesanti con delle ritmiche forti che erano inusuali nel nostro panorama, perché noi siamo tradizionalmente gli artefici del neomelodico, gli artefici della canzone commerciale, e negli anni 60-70, ma soprattutto negli anni 70, si sviluppa maggiormente una scena italiana rock molto forte, che è quella appunto del prog italiano, che noi conosciamo attraverso la premiata Funneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, Arti e Mestieri, Le Orme ed altro. Però poi negli anni 80 si forma una scena italiana con a capo i Litfiba, i Timoria, i Blue Vertigo, che si sviluppa nel tempo per un periodo almeno quasi ventennale, fino ad arrivare a poco fa, che come dicevo prima era presente con le proprie canzoni nella discografia e nelle classifiche italiane e nostrane, con alcuni gruppi come i CSI che abbiamo ascoltato precedentemente, con tournée all'estero in Europa, cosa del tutto inusuale, così come i Litfiba che hanno suonato in Australia, in Francia ed altro. Bene, noi adesso presentiamo Fabrizio De André, ma perché è certamente uno degli autori che ha maggiormente influenzato il rock italiano, grazie ai testi delle sue canzoni, all'ironia, alla capacità letteraria di creare veramente canzoni importanti. E l'omaggio che faccio oggi a Fabrizio De André è con il brano Quello che non ho, ed è un Fabrizio De André che ha tratto, da cui ho tratto questa canzone dell'album L'Indiano, un album particolare, che data, attenzione, è 1991, cioè stiamo parlando di 40 anni fa. 40 anni fa, ragazzi, sentite questa canzone con una sorta di blues che domina il brano, reinterpretato poi live da Elite FIBA nel 2012. Quindi questo brano è stato riadattato poi successivamente dal gruppo dei Elite FIBA. Questo per spiegare l'importanza e l'influenza che ha avuto Fabrizio De André sul panorama rock italiano. Cioè, ascoltiamoci ora Fabrizio con Quello che non ho.
Ridiamo subito la linea a Francesco Caprini. Francesco, riusciamo a mandare ancora una canzone prima dello stacco pubblicitario? Bene, ci avevo pensato anch'io, grazie Giulio, gentilissimo. Allora, ritorniamo all'argomento, al tema che stiamo trattando oggi, che è la questione del rock italiano, la fine, la trasformazione, una sorta di araba fenice che ritorna dopo aver bruciato. Cioè, insomma, la cosa particolare è che la qualità delle produzioni precedenti fanno sperare molto bene. Ne abbiamo parlato prima, quando abbiamo parlato di Fabrizio D'André, sono i Litfiba. Ne parliamo adesso nel dettaglio attraverso Fata Morgana, che è senz'altro uno dei brani che potremmo definire più rock dei Litfiba. Io qua non sto a sottolineare la divisione che c'è tra i fan della prima epoca, i fan della seconda epoca, il periodo Maroccolo Ajazzi con il periodo Piero Pelù e solamente con Ghigo, ecco, tanto per intendere. Loro sono comunque una formazione che ha dettato la linea per quanto riguarda il rock italiano, tant'è che ci sono numerosissime band che fanno cover del FIBA nei nostri locali quando si facevano ancora i concerti, perché tenete conto che i locali come le discoteche, io parlo dei locali rock, non le sagre e quant'altro, ma i locali rock come le discoteche sono ancora chiusi, non sono agibili per le problematiche del decreto legge che riguarda la partecipazione, il distanziamento, la sanificazione e quant'altro. Bene, non corriamo certamente rischi nel definire la band che ha fatto la storia del rock italiano, cioè la formazione dell'eterno Piero Pelù ha attraversato veramente un decennio vendendo milioni di copie e attraverso queste canzoni più o meno celebri loro sono stati veramente il baluardo del rock italiano, senza tra l'altro considerarsi indie come fanno molti artisti oggi, e bensì che loro indie lo erano proprio, perché la loro etichetta non era una major, era una piccola etichetta fiorentina che si chiamava Ira Record. Bene, la canzone di cui parliamo oggi appunto è Fata Morgana ed è la terza traccia dell'album Terremoto, un album che è stato pubblicato nel 1993, quindi stiamo parlando di 28 anni fa. Ammazza come vuole il tempo, 28 anni fa. E il motivo fondamentale del brano è quello dell'apparenza. Nell'ottica la Fata Morgana è un'illusione ottica che si presenta sotto forma di miraggio. Quindi ci ascoltiamo sul finire di questa prima parte del programma di musica indipendente i Litfiba con Fata Morgana. Ora Francesco mandiamo la pubblicità, la canzone subito dopo. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo la linea a Francesco Caprini.
seconda parte di musica indipendente e parliamo appunto di un gruppo storico che so che il gruppo è la Prignata Forneria Marconi. Se si parla di rock in Italia, la frase che può essere completata è Prignata Forneria Marconi. Chi ha conosciuto la Prignata Forneria Marconi, anche grazie a Fabrizio De André, per i lavori che ha fatto con loro, anni, chi l'ha amata e sopportata negli anni, qualunque sia la fazione, stiamo ascoltando un gruppo che ha dimensioni stellari, loro sono la coscienza del rock italiano, gettano le basi negli anni 60 addirittura per esplodere con esperienze in vari e diversi gruppi per arrivare poi alla formazione importante degli anni 70 che la fa conoscere alla scena mondiale con delle tournée addirittura in America, non a caso è la ben più famosa al mondo anche oltre i nostri confini della penisola. Ed Impressione di settembre è proprio forse la canzone iconica della PFM, è stata interpretata e reinterpretata da diversi gruppi, da diversi band, anche da Francesco Renga, da tanti artisti, insomma, che hanno ripreso questo brano proprio per la qualità, l'importanza del testo, la musica. Insomma, è un piacere oggi riproporvela a distanza forse di mezzo secolo, perché così è la storia, Impressioni settembre della premiata Forneria Marconi.
e dopo la PFM ridiamo la linea a Francesco. Bene, allora adesso è il momento di un altro artista importante, però mentre ascoltavo la PFM ho fatto questa riflessione. La qualità di queste canzoni è così talmente attuale che mi fa pensare che siano state proprio realizzate l'altro giorno, perché se ascoltate gli arrangiamenti, i suoni, le interpretazioni, non sono canzoni di 40 anni fa, addirittura Versione di settembre è una canzone che è nata negli anni 70. Ora io vi propongo Ivan Graziani. Ivan Graziani, con lui sfondiamo una porta aperta del rock italiano e nella passione degli italiani rivolta a un grandissimo genio, perché prima che un grande cantante è anche un grande autore, è straordinario. A citare tutti i capolavori di Ivan Graziani non si riuscirebbe in un solo articolo, e non parliamo soltanto dei celebri, cioè Lugano Addio o Firenze Canzone Triste, ma di brani che hanno fatto la storia. Ecco, io tra le canzoni che ho scelto per voi, tra le più belle direi di Graziani, voglio citarvi sicuramente Maledette Malelingue, tratta dal 15° e ultimo album in studio del cantante, che si chiamava l'album Malelingue. La canzone poi, pensate che nel 1984, e quindi il secolo scorso, è stata portata a Sanremo. Quindi è con gioia, veramente con grande piacere che vi presento Graziani, perché rimane nel mio cuore e nella storia veramente un personaggio unico, un cantautore, un rappeuse, un rock and roll man, incredibile, pazzesco. Se ne sente molto la sua mancanza. Quindi Maledette Malelingue, Ivan Graziani.
Maledette malelingue, Ivan Graziani. A te la linea, Francesco. Bene, allora adesso diciamo che parliamo di un gruppo più contemporaneo, anche se questo brano che vi propongo è del 93. Il gruppo è il gruppo di Timoria, il gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. E forse Sangue Impazzito, il brano che vi presenterò a breve, è il brano più rappresentativo dei Timoria. E sicuramente appunto è Sangue Impazzito. La band nasce a Brescia e nel 1987 vince Rotterdam Italia, la prima edizione di Rotterdam Italia. Il gruppo è stato un grande esempio di rock italiano in un contesto musicale come quello degli anni '80, in cui non era sicuramente facile figurare musicalmente parlando, anzi il genere è sempre stato alieno. In quegli anni là, se vi ricordate, andava la grande dance, la dance di Radio DJ, di Sandy Martin, la dance di Tracy Spencer, Denarro, insomma, questi artisti, questi personaggi di cui vi ho parlato oggi e che vi parlerò ancora in futuro, in alcuni ambienti erano veramente assolutamente rari. Comunque, con Sangue Impazzito del 1923 la band si ripropone al mercato con il suo quarto album. Vi ricordo che i Timoria nel 91 hanno vinto il premio della critica tra gli artisti giovani a Sanremo, una edizione organizzata da Ragozzini. Quindi ora Timoria, Sangue Impazzito su RPL. Sangue Impazzito dei Timoria, e ridiamo la linea per la chiusura e l'ultimo brano a Francesco. Benissimo, andiamo veloci. Avevo preparato una scaletta importante, ricca di personaggi, però il tempo ci è nemico, e allora è il momento di chiudere, con un artista che rappresentava i Decibel, un gruppo di Milano che negli anni 70 era panchettaro. Poi la band di Enrico Ruggeri ha fatto la storia della New Wave italiana e ha saputo ritrovare negli ultimi anni l'antico splendore, non soltanto attraverso la partecipazione a diversi festival di Sanremo, ma anche grazie alla realizzazione di nuovi brani, accompagnato da vecchi capolavori. Quindi chiudiamo con questo storico brano della band di Ruggeri, che figura tradizionalmente tra le canzoni importanti del rock italiano. Il brano è Contessa, e alla fine di Contessa io vi saluterò rinviandovi gli appuntamenti alle date che vi dirò successivamente. Quindi, caro Giulio, sentiamo Contessa di Ruggeri.
Ridiamo la linea a Francesco Caprini per la chiusura. E per i saluti e per l'appuntamento che è previsto il 3 e il 10 settembre alle ore 13 qua sull'onde di RPL. Agosto ci sarà sempre Sammy Varin, che ho penso di aver sostituito egregiamente nel mese di luglio. A tutti quanti vi auguro buone vacanze, un'ottima salute e gioia e felicità come sempre. Quindi la musica va bene, ascoltatela, ascoltate musica di qualità, fate le vostre ricerche. Intanto io vi abbraccio tutti quanti, a risentirci a presto e ciao a tutti. Buon ascolto con la musica italiana. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato Musica Indipendente.